La chiusura di via Vittorio Emanuele a Favara incide sui bilanci delle 13 attività commerciali presenti. I commercianti temono che la vicenda legata alla demolizione della casa natale di Calogero Marrone possa eguagliare le lungaggini burocratiche registrate per le analoghe situazioni di via San Calogero, chiusa al traffico da oltre 2 anni. I commercianti, riunitisi in un apposito comitato, chiedono all'amministrazione comunale la riapertura della via, altrimenti gli stessi, per tutelare gli sforzi compiuti nel mantenere le loro attività nel centro storico cittadino, si dicono pronti anche ad intraprendere le vie legali. La probabile decisione dei commercianti di rivolgersi agli avvocati deriva dal fatto che dallo scorso 26 marzo, data quest'ultima di chiusura della strada, le loro vendite si sono pressoché azzerate. Gli stessi commercianti a breve dovranno giustificare al fisco le incongruenze registrate negli incassi delle ultime settimane. Il rischio, secondo loro, è che i mancati proventi possano essere scambiati per tentativi di evasione. Intanto, per sollecitare l'intervento dell'amministrazione comunale, i commercianti hanno sottoscritto e protocollato al comune un documento indirizzato al sindaco. È da oltre 2 settimane che questa strada è chiusa, voi avete fatto dei solleciti al comune? Sì, noi abbiamo diverse volte sollecitato l'intervento del Comune e ci sono state fatte delle promesse che ad oggi, 10 aprile, non sono state mantenute. Il nostro è un grido di aiuto a tutti quelli che possono aiutarci a risolvere questo problema. Noi abbiamo da 2 settimane la strada chiusa, con un danno notevolissimo per le nostre attività. Io sono il portavoce del comitato degli operatori commerciali del centro storico. Da 2 settimane siamo completamente fermi. Noi chiediamo a tutti quelli che possono aiutarci, autorità, consiglieri, tutti quelli che possono darci una mano d'aiuto, vi sollecitiamo l'intervento. Abbiamo oggi notificato al Comune di Favara una richiesta ufficiale dove diciamo, e ci sottofirmiamo tutti, che adiremo le vie legali nel caso in cui dovesse continuare questo stato di cose, perché fino a questo momento noi non abbiamo avuto nessuna risposta. Come mai questo silenzio? Il silenzio da parte, a loro lo dovete dire, anche le emittenti, dovete più spesso venire qua e interessarvi di più di questa situazione che si è creata. Ci sono state delle rapine, la sera alle 8 dobbiamo chiudere. La settimana scorsa la sua farmacia ha subito pure una rapina. Sì, proprio coinciso con la strada chiusa, la luce chiaramente spenta per motivi di sicurezza. Chiaramente approfittando del buio della strada chiusa, non passava nessuno, è stato facile fare il colpo. In questa zona ci sono gioiellerie, ci sono farmacie, c'è un'altra farmacia, c'è Lilli là sotto e altri negozi, è diventato tutti a rischio, siamo qua. Oltre alla sicurezza, il problema principale è un problema economico, cioè la nostra economia è veramente a terra, ci troviamo in serie difficoltà economiche, anche perché il centro storico sta morendo. E quindi in questo modo ci stanno veramente uccidendo. Fra poco noi prendiamo le chiavi delle nostre attività commerciali e li portiamo al comune e vediamo se loro li sanno gestire meglio di noi, perché ci troviamo veramente in serie difficoltà. Via San Calogero da quanto tempo è chiuso? Finirà così sicuramente. Le autorità, il sindaco, gli assessori, gli amministratori hanno il dovere di intervenire, anzi hanno l'obbligo di intervenire. Sono in grado loro di intervenire? Se non sono in grado di intervenire, ne prendano atto. E si organizzano delle sagre per attirare i turisti, per attirare gente di fuori, quando invece a noi ci si lascia in questo totale disagio, che il sabato di Pasqua qui non c'era un'anima viva, tanto più la domenica di Pasqua. La gente non sapeva da dove arrivare, nonostante hanno cambiato il senso di marcia dalla piazza, non hanno messo quasi alcuna indicazione. Pure i vigili non sapevano che era stato cambiato il senso di marcia. In attesa di interventi, dal Comune una soluzione capace di alleviare le sofferenze dei commercianti forse si potrebbe adottare. Basterebbe arretrare di qualche metro le barricate in legno antistanti alla casa natale di Marrone e riaprire al traffico la via Sottotenente Callea. Ma il nostro vuole essere solo un suggerimento. Per intraprendere scelte di tale importanza ci sono organi competenti che valutano ed agiscono di conseguenza.